L'omicidio di Alex Marangona, domani all'abbazia di Vidor, nuovo sopralluogo dei carabinieri. Parla l'avvocato amico del Conte, proprietario della struttura. Per lui il 25enne è caduto accidentalmente. La morte di Alex, i familiari convinti che sia stato ucciso da un partecipante al rituale. Sabato a Marcon, lutto cittadino per i funerali del 25enne. Il delitto di Vincenza Saracino, la cinquantenne, trovata morta in una fabbrica abbandonata a Canizzano. La donna ha tentato di difendersi dal suo assassino e caccia al DNA. In 500 a Udine, il corteo silenzioso in ricordo di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese ucciso con un pugno dal trevigiano Samuele Battistella mentre cercava di sedare una lite. Affidato ai sanitari dell'ospedale di Montebelluna, il 25enne che ieri, barricato in casa a San Zenone, minacciava di far esplodere l'appartamento. Dallo psicologo un invito alle famiglie: non abbiate paura di chiedere aiuto. Alpinista belga di 42 anni è morto stamattina precipitando alla Tofana di Rozes da una ferrata, quarta vittima in montagna in pochi giorni. Può lo sport essere un antidoto al bullismo giovanile e allo stalking? A Treviso la polisportiva, nata all'ombra del campanile di Santabona, lavora con i ragazzi per educarli alle regole. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Tanta cronaca, lo avete sentito, tra poco vi darò anche il sondaggio, ma è un'ultima ora di pochissimi minuti fa, quella di un incidente stradale molto grave, purtroppo pare mortale dalle prime informazioni che abbiamo a Mogliano Veneto, lo scontro tra un'auto e una moto con il Centauro che ha avuto purtroppo la peggio. Vedremo se riusciremo a fornirvi ulteriori informazioni e soprattutto immagini su questo drammatico, tragico incidente accaduto da poco. E allora torniamo sulla morte di Alex Marangon, perché domani all'abbazia di Vidor ci sarà un nuovo sopralluogo dei carabinieri per cercare di far luce sulla tragedia costata la vita al 25enne di Marcon. Per il conte Alberto da Sacco, che è il proprietario della struttura in riva al Piave, Alex sarebbe caduto accidentalmente. Parla per suo conto l'avvocato Cesare Dalmaso, amico proprio del proprietario dell'abbazia di Santabona. Non c'è nessun indagato e quindi le persone informate sui fatti non hanno diritto ad un avvocato. Tiene a precisarlo l'avvocato Cesare Dalmaso, amico del conte Alberto da Sacco, proprietario dell'abbazia di Vidor, dove è avvenuta la tragedia di Alex. Il legale ripercorre quel terribile giorno quando il 25enne di Marcon si è allontanato e poi è scomparso. Il conte stava dormendo quando alle 6 del mattino è stato svegliato perché il ragazzo era svanito nel nulla ed è stato proprio lui a chiamare i carabinieri. È il primo che pretende sia fatta chiarezza per il buon nome della famiglia, ma anche per la sua proprietà, per dove vive. È il primo che vuole avere delle risposte. E quindi mi ha chiesto, in qualità di amico, ovviamente, sapendo anche il lavoro che faccio, di sopportarlo in questa tragedia. Sulla dinamica di questo dramma il conte sembra essere convinto. Il conte pensa che sia stata una caduta accidentale. Certo è che dopo i risultati dell'esame autoptico ogni pista viene vagliata dagli inquirenti, tanto che è stato deciso un ulteriore sopralluogo degli investigatori all'abbazia Santabona di Vidor. Indagini serrate del nucleo investigativo dei carabinieri guidato dal maggiore Giovanni Truglio assieme ai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Quanto alla presenza di telecamere. C'è una telecamera? Ci sono? No. Le telecamere risultano in centro a Vidor. Quindi nell'abbazia e fuori dall'abbazia non ci sono telecamere? Su questi eventi organizzati all'abbazia l'avvocato Dalmaso spiega. Era un evento che era stato organizzato in occasione della venuta in Italia di questo famosissimo curandero. Sul curandero arrivato dal Sud America, il legale spiega che questa figura nei loro paesi è iscritta in alcune liste particolari, una sorta, dice, di albo. Sono persone che praticano questo tipo di medicina alternativa, la chiami come vuole, ma sono iscritti a un albo
e si fanno sempre comunque assistere anche da un medico. Su Andrea Zuin, l'organizzatore dell'evento, il legale termina. È una persona stimata. E sabato sarà il giorno dei funerali di Alex Marangon nella sua Marconi, il paese d'origine. Vestitevi colorati è l'appello che hanno lanciato attraverso l'epigrafe i familiari del ragazzo. Il sindaco Romanello conferma il lutto cittadino, è anche un modo, dice, per chiedere la verità. Quello che ho detto sin dall'inizio però è che sia necessario e opportuno identificare i responsabili e riconoscere la verità, perché questo è un atto, secondo il mio punto di vista, doveroso non solo nei confronti della famiglia, ma nella memoria di Alex e di tutte le persone che volevano bene a Alex, quindi la verità prima di tutto. La verità prima di tutto, dice il sindaco di Marcona Matteo Romanello, confermando il lutto cittadino per sabato in occasione dei funerali di Alex Marangon che si terranno nella chiesa parrocchiale a ridosso del centro alle 10 del mattino. Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato come lui avrebbe voluto, l'appello dei familiari nell'annuncio funebre dove viene anche riportato un pensiero del 25enne. Celebriamo la vita rendendo le grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. Queste le parole di Alex che rivelano ancora una volta la sua sensibilità e purezza d'animo davanti all'epigrafe e al sorriso del giovane. Il cuore di tutti è gonfio, tante anche le domande. Conosco la zia di questo ragazzo e sono veramente in un momento difficile e speriamo veramente che si scopra la verità, perché questo ragazzo non meritava di fare una brutta fine così. Solo la verità, perché ormai purtroppo lui è da lassù che ci guarda e quindi senza dubbio la verità deve venire a galla. È un film giovane, insomma, si pensava a tutto, ma non a sta fine qua. Purtroppo. Osserveremo il lutto cittadino assolutamente, massimo rispetto insomma, soprattutto alle famiglie. Sono pienamente d'accordo col sindaco, è per chiedere giustizia perché non si può soprassedere a una cosa così importante insomma, come quella che è successo, grave. Comunità di Marcon che prima del rito funebre potrebbe già mobilitarsi. C'è un gruppo di cittadini che vuole sostenere appunto questa fiaccolata. Io ho dato la massima disponibilità anche per la realizzazione di tutte le pratiche burocratiche connesse. Ovviamente stiamo attendendo un riscontro da parte della famiglia che si è giustamente chiusa nel silenzio in queste ore e quindi insomma siamo pronti eventualmente a ricordare venerdì con una fiaccolata Alex. Sabato i funerali e ci aspettiamo veramente tanta presenza e basta. Poi c'è l'altro caso a cui stanno lavorando gli inquirenti trevigiani, la morte di Vincenza Saracino, la cinquantenne trovata senza vita a Canizzano, uccisa a coltellate. Eseguiti i prelievi sotto le unghie della vittima alla ricerca del DNA del killer. Vincenza aveva dei lividi sulle braccia e un'unghia spezzata, segno che nella colluttazione con il suo assassino avrebbe tentato disperatamente di difendersi. La donna, cinquantenne, è stata raggiunta da 5 fendenti che l'hanno colpita al collo e allo zigomo. Un colpo, quello alla carotide, è risultato fatale. Durante l'esame autoptico sul corpo della vittima sono stati effettuati dei prelievi dei tessuti biologici trovati sotto le unghie nella speranza che possano essere utili per tracciare il profilo del DNA del killer. La donna è stata trovata morta in una fabbrica dismessa, lasciata lì dal suo assassino. Le indagini continuano per dare un nome ed un volto all'uomo che ha ucciso la cinquantenne. Il cerchio si starebbe stringendo e presto potrebbe arrivare la svolta su questo delitto che ha lasciato la comunità sotto shock. I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso stanno continuando a sentire gli amici di Vincenza e quanti frequentavano la famiglia ed il marito della donna, risultato quest'ultimo estraneo ai fatti. Non solo, ma i militari stanno continuando a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e soprattutto del percorso che avrebbe fatto la vittima da Preganziol fino al luogo del delitto. Abbiamo sentito accennare all'ipotesi di una fiaccolata per Alex Marangona. A Udine ieri sera in 500 hanno partecipato invece al corteo silenzioso per Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese, lo ricorderete, ucciso cadendo dopo un pugno al volto sferrato da un giovane trevigiano.
Vera per tutti, soprattutto per i giovani. Io non ho figli, ma sono qua anche per le mie nipoti, perché non è possibile che non si può girare per il centro liberi, questo assolutamente. C'è un po' di senso civico, è importante che noi siamo presenti per far sì che chi di dovere si comporti in maniera adeguata e trovi delle soluzioni anche ferme, anche dure. Anni di Padova, abito vicino al Duomo. Sapevo che era una città tranquilla, sono venuto in pensione qua per vivere in maniera tranquilla, mi auguro altrettanto. Sì, io sono di un'altra generazione, ho vissuto un'altra Udin e con i nostri genitori, i nostri vecchi che hanno costruito questo paese. L'aspetto da considerare è che se qui non prendiamo in mano la situazione per tempo, se questi signori responsabili non prendono in mano la situazione per tempo, diventa veramente difficile poi far rientrare. Almeno 500 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio al corteo silenzioso organizzato da Udine Sicura dopo la morte di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 58 anni, residente da tempo nel capoluogo friulano, freddato da un violento pugno sferrato da Samuele Battistella, 19enne originario di Mareno di Piave, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in pieno centro a Udine. Una marcia che ha coinvolto tutti i semplici cittadini anche da fuori, senza distinzioni politiche, che da piazzale 26 luglio ha raggiunto la loggia del Lionello. Il momento più toccante è la deposizione di una corona e fiori davanti alla porta di casa di Tominaga. Poi la seconda parte con l'intervento di Federico Malignani che dal palco ha rimproverato la giunta comunale di immobilismo e sordità in tema sicurezza. Non sanno cosa dire dall'inizio, da quell'inizio di 10 mesi fa, nei quali ci siamo presentati, abbiamo trovato nell'amministrazione comunale un interlocutore che sembrava ascoltarci, abbiamo avuto un bel incontro in via Grazzano, ci hanno spronato, ci hanno detto bravi, ci hanno detto che facevamo un'azione meritoria e di continuare. E ora torniamo al caso di San Zenone degli Ezzelini che vi abbiamo raccontato in diretta ieri sera, un 25enne che si è barricato in casa minacciando di far esplodere il caseggiato. È stato affidato ai sanitari dell'ospedale di Montebelluna. Tutto questo era scoppiato dopo un litigio con il padre. Dallo psicologo arriva un invito rivolto alle famiglie, casi come questo sono in aumento, non abbiate mai paura di chiedere aiuto. È stato trasportato all'ospedale di Montebelluna il 25enne di San Zenone degli Ezzelini che si è barricato in casa minacciando di farla esplodere a ridosso del centro del comune. La mediazione dei carabinieri presenti in forze con polizia locale e vigili del fuoco ha fatto in modo che l'epilogo fosse positivo. Il giovane è stato convinto a uscire e salire in ambulanza, l'emergenza è stata risolta. Inizia adesso il percorso di cura e presa in carico con la consapevolezza che si tratta di fenomeni che non sono isolati e sono molto difficili da gestire e intercettare, spiega lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. Mancano due aspetti nel presidio delle problematiche psichiche nella società contemporanea. Uno, mancano i luoghi in cui intercettiamo per tempo questi disagi. Noi di solito li verifichiamo in ambito ospedaliero o nei percorsi psicoterapici, ma è già troppo tardi. L'altro elemento importante è che nel momento in cui sono in carico e abbiamo situazioni estreme, come può essere questo caso qui, oppure forme psicotiche con alterazione della realtà, spesso l'ospedalizzazione è frutto non di vincoli ma di scelte personali, come la farmacologia. Da Mirko Casteller un appello accorato alle famiglie. L'altro consiglio che io do però alle famiglie e ai genitori, che mi sembra molto più efficace di una sorta di valutazione a valle dei risultati sanitari, è quello di non vergognarsi, perché questo è il fenomeno diffuso nella società contemporanea, in modo particolare quella patriarcale veneta, non vergognarsi delle problematiche dei propri figli se sono anche di carattere psichico e non solo fisiologico. Il giudizio sui loro figli, anche se pesante, può essere una salvezza non solo per i ragazzi ma anche per chi vive in relazione con questi ragazzi.
Veniamo alla cronaca giudiziaria adesso. Marco Bianchin, 17 anni, venne travolto e ucciso da una macchina a San Biagio di Callalta, era il 15 giugno 2003, rito abbreviato per l'automobilista giudicato responsabile della tragedia. Marco Bianchin, studente 17enne, era in sella alla sua bici quando venne travolto ed ucciso da un'auto guidata da un 55enne. Il gravissimo incidente avvenne il 15 giugno 2023. L'uomo accusato di omicidio stradale. Il processo si svolgerà con rito abbreviato ma condizionato all'audizione del comandante della polizia locale di Carbonera e San Biagio. Questo per far luce sul limite di velocità che sulla stessa strada, via Valdemoneghe, è di 50 km all'ora nel comune di Carbonera e di 90 invece nel comune di San Biagio. La velocità dell'automobilista al momento dell'incidente era sopra i 50 km/h. Secondo l'avvocato Marco Furlan, l'investimento avvenne 80 metri dentro il territorio di San Biagio, dove appunto le auto devono andare a meno di 90 km/h. In caso di condanna, comunque, il 55enne potrà beneficiare della riduzione della pena pari ad 1/3. Ed era finito nel mirino della Digos per l'attentato dinamitardo al liceo Flaminio di Vittorio Veneto, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2018. Da qui le indagini della polizia che avevano portato gli inquirenti verso Stefano Milacic, 53 anni, di Carpesica. L'uomo, dopo gli accertamenti, era stato accusato di aver nascosto in una canaletta artificiale di Scomigo, nei pressi di Conegliano, armi e munizioni. Per questo reato oggi è stato assolto. Insomma, non sarebbe stato Milacic a nascondere le armi ritrovate nel 2019, ma il 53enne in tribunale a Treviso è stato invece condannato a 1 anno e 6 mesi per una conversazione intercettata in cui parlava della facilità di reperire armi da fuoco direttamente sul mercato. Torniamo al tema del caporalato. Una mozione deliberata dal Comune di Ponte di Piave per arginare il fenomeno e vigilare sui ricongiungimenti familiari a oggi attestati, secondo normativa, solo tramite un'autocertificazione. In questo caso sta parlando di un caso isolato, ma l'amministrazione comunale ha già messo in atto, già dal 2017, un progetto legato alla polizia locale che permette da aprile fino ad ottobre di avere gli agenti sul territorio settimanalmente, 1 o 2 volte a settimana, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, in un orario compreso dalle 19 alle 23. È con una mozione deliberata dalla giunta della sindaca di Ponte di Piave Paola Roma che l'amministrazione intende agire per contrastare il caporalato dopo il caso delle 57 persone di origine indiana arrivate in Italia con il decreto flussi, chiamate da aziende fittizie tra Caserta e Napoli con legami in India, dove è stato promesso loro un lavoro regolare in Italia. Una volta arrivati sono però entrati nel giro del lavoro illegale e finiti a vivere in condizioni di degrado nella casa di Negrisia di Ponte di Piave. Prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando venivano riportati nel fatiscente rifugio. Questo permette anche nei ricongiungimenti familiari di fare un controllo, quindi tra le persone che chiedono nelle autocertificazioni chiaramente questo, ma permettono anche ai cittadini che ci fanno delle segnalazioni quotidianamente di poterle verificare in orari diversi. Un recente disegno di legge che è stato appunto approvato dal governo vede poi una possibilità di assunzione di ispettori sia di INAIL che di INPS, cosa fondamentale, ma anche la condivisione delle banche dati. Collaborazione tra amministrazioni, istituzioni, forze sociali ed economiche per arginare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori nelle aziende agricole. Territorio, quello veneto e nello specifico dello Pitergino Mottense, che si presta a questo tipo di sfruttamento dato il bisogno di manodopera. Sinergia tra enti che permette inoltre di attuare delle progettualità regionali come navigare il sistema antitratta del Veneto. L'impegno dell'amministrazione dunque a vigilare, ma anche un appello ai cittadini. Abbiamo fatto appello perché situazioni particolari possono essere segnalate all'amministrazione, perché l'amministrazione fa parte di una rete anche con chi si è mosso assieme, con le varie forze dell'ordine, con la prefettura, ma in questo caso anche dai sindacati. Fratelli d'Italia, veniamo alla politica, inaugura la sua nuova sede provinciale e lancia la sfida a Fabio Chiesa a Conegliano, ma anche a Mario Conte a Treviso, per non parlare poi della regione. A Conegliano, in via Manin, l'apertura della sede provinciale di Fratelli d'Italia, che sceglie la seconda città della Marca per installare il suo quartier generale, ma soprattutto il suo prossimo obiettivo. Qui si vota per le comunali del 2026, ad amministrare è solo una porzione di centrodestra. Abbiamo scelto Conegliano perché volevamo dare un segnale molto chiaro
di non concentrarci solo sul capoluogo, solo su Treviso, ma di dare l'opportunità ai tanti cittadini che non abitano nel capoluogo ma sono sparsi in tutta la provincia, che Fratelli d'Italia è presente e si apre verso tutti i cittadini e dà loro l'opportunità di essere ascoltati. Non solo una mossa pratica dunque, ma innanzitutto politica, l'apertura della nuova sede. Può essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono lavorare con noi al servizio del territorio di Treviso, del Veneto, ma direi soprattutto al servizio dell'Italia. Una sede fisica ci aiuta sempre a accorciare quella distanza che c'è tra chi fa politica e a volte viene percepito come qualcosa di estraneo e diverso, con chi ha bisogno, con quelli che o vogliono avvicinarsi alla politica oppure hanno qualcosa da chiedere giustamente alla politica, o tanti che hanno qualcosa da dare. Nulla vieta ai circoli di mantenere le proprie sedi, spiegano i vertici del partito. Sulle pareti la mappa della provincia, lo scacchiere politico su cui i meloniani intendono muoversi e la gigantografia della Premier. Col consigliere regionale Luca Spavanetto che auspica che Piazza dei Signori diventi presto Piazza della Signora per il rilancio, dice, della città. Una stoccata all'alleato Conte? Con Mario Conte stiamo governando bene, ci mancherebbe altro, è al secondo mandato e lì quella bellissima fotografia che rappresenta Piazza dei Signori insieme a Giorgia Meloni ha fatto nascere questa battuta, ma credo che un partito serio che oggi rappresenta la maggioranza degli italiani possa esprimere anche nel momento giusto un proprio candidato anche per la città di Treviso, però tempo al tempo. Tempo che è invece maturo per ribadire che a Fratelli d'Italia aspetta la leadership del centrodestra per la scelta del candidato governatore del Veneto. Qualcuno ci ha detto dovranno scegliere i veneti che governano questa regione. Beh, mi pare che i veneti lo abbiano fatto alle politiche scorse, l'abbiamo fatto alle europee scorse. Abbiamo tutte le carte in regola per poter spendere anche noi il nostro nome, perché no? È molto democristiano tutto questo. Io sono nato dal fronte della gioventù, morirò Doroteo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Da studio con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 a Mogliano adesso per il sit-in contro il maxi progetto fotovoltaico che però è stato approvato in queste ore dalla Regione. Non è bastata la presenza di quasi 200 persone al sit-in contro l'approvazione dell'impianto fotovoltaico in via Cavalleggeri. Il progetto, già rifiutato 2 volte nel 2022 dal Consiglio Comunale, è stato approvato in queste ore dalla Regione, nonostante i pareri negativi delle istituzioni e dei comitati cittadini. Eppure è un no secco quello della comunità di Mogliano Veneto al progetto del SICET di Bolzano. Secondo loro, la proposta che prevede l'installazione di 13.500 pannelli fotovoltaici tra via Cavalleggeri e via Bianchi all'altezza dell'ingresso nord della città comporterebbe danni permanenti al suolo. Tra i presenti alla manifestazione, oltre al sindaco Davide Bortolato, anche rappresentanti di centrodestra e centrosinistra, con l'obiettivo condiviso di proteggere un'area verde privilegiata di quasi 9 ettari. A questo punto, l'ultima spiaggia, pur di salvaguardare il proprio territorio, è il ricorso al TAR. Torniamo a Treviso, nel capoluogo adesso aumentano i grandi supermercati, diminuiscono i negozi di vicinato. Non è solo una sensazione, lo dicono i numeri, la ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore che mette la provincia di Treviso oltre il 100° posto in Italia. Le città dei 15 minuti in provincia di Treviso sono ancora molto lontane dall'essere realtà. Una ricerca del Sole 24 Ore mette infatti la Marca appena al 104° posto, ovvero al terzultimo in Italia, la peggiore del Veneto. Nel contempo il consumo di suolo continua spedito. I dati dell'ISPRA 2022 dicono che Treviso è la 9ª provincia italiana per aumento in termini assoluti del territorio consumato. Aumentando il numero dei supermercati che fanno una concorrenza insostenibile per i piccoli negozi diminuiscono e i supermercati per loro natura non sono luoghi da raggiungere in un quarto d'ora a piedi perché servono delle aree più ampie. Quindi abbiamo una situazione paradossale in cui i cittadini non hanno, almeno per il 50%, un negozio di alimentari entro i 15 minuti a piedi perché ci sono troppi supermercati un po' lontani e sempre meno negozi piccoli.
Di fronte al panorama di Viale della Repubblica potrebbe essere imminente l'avvio dei lavori di un nuovo supermercato, dato che c'è già la concessione edilizia. Siamo al paradosso per cui a Treviso non ha più la possibilità di raggiungere a piedi magari dalla propria abitazione il famoso Caso Inn, invece si vede spuntare l'ennesimo supermercato in un'area dove ne esistono già più di 10. La ricetta, secondo il deputato leghista Giuseppe Paolin, è di non lasciare soli negozi e comuni. Trovare un aiuto per le attività commerciali che tengono il discorso del commercio di vicinanza, cioè quelle attività commerciali che durante il Covid tutti sembravano osannare, ma che poi vengono lasciate sole. So che tanti comuni stanno cercando di aiutarle, però anche qui gli strumenti, la coperta è corta, quindi è difficile lasciare solo i comuni, cioè, bisogna avere un'ottica almeno regionale per affrontare il problema. E torniamo allora a parlare dell'incidente gravissimo purtroppo che si è verificato a Mogliano. Dovremmo essere in grado di collegarci con il nostro Christian Arboit che è sul posto insieme a Simone Merlo. Christian, a te, buonasera. Sì, Lina, questa è la tragica fotografia che abbiamo trovato e che ti mostriamo praticamente. Siamo appena arrivati qui in via Bonisiolo, a Zerman, via Bonisiolo 1. Siamo all'altezza della sede della Croce Rossa, per chi è più pratico della zona. Questo l'incidente che si è registrato alle 19, un'auto contro una motocicletta. L'auto stava con ogni probabilità svoltando all'interno di questa stradina presso gli impianti sportivi quando c'è stata la collisione con la moto che vedi a terra. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è ancora scusate, siamo in diretta, è ancora in corso, chiaramente sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale, ci sono i vigili del fuoco, è appena arrivato anche il carro funebre, la salma è ancora riversa a terra, quindi ci allontaniamo, è ovvio. Si tratterebbe di un 60enne, il motociclista, vittima appunto di questo ennesimo incidente sulle strade della Marca. C'è anche il comandante della polizia locale di Mogliano Veneto. Comandante, siamo in diretta su Antenna 3, ci può dire qualcosa? Non ancora. Allora, siamo appena arrivati, questo è il quadro, c'è un signore che poco fa... Quando si fa quella curva verso le 6:30, ecco. Il sole che ti appaglia, venendo da Mogliano, venendo da Casale, andando verso Mogliano, c'è il sole lì, c'è il sole e lui sicuramente secondo me ha preso un abbaglio perché per prendere la macchina era ferma, la macchina girava di qua. Quindi la macchina era ferma? La macchina veniva da Mogliano e girava di qua. Lui veniva da Casale, praticamente secondo me ha preso il sole, ti abbaia, perché mi è successo tante volte che a me in macchina, tante volte mi è successo. E quindi lei è questa ipotesi? Questa è la mia idea, sì, perché non c'è nessuno, cani, bestie, non c'è nessuno, era solo la moto, quindi correva forte perché vedere come è ridotta la macchina. Correva perché forte. Comunque la macchina era ferma, stava semplicemente svoltando era fermo, a sinistra. Non ha neanche, esatto, non ha neanche tentato di girarsi. Mentre la motocicletta arrivava da Casale in direzione Mogliano. Secondo me ha preso è proprio il sole alto, è il sole lì, il sole proprio ti prende, guarda, ti acceca, mi è capitato che a me in macchina una volta due. Quindi la visibilità molto ridotta, lei dice? Quando lui ha preso sto abbaglio. Ecco, qui tra l'altro poco fa abbiamo sentito anche Lina, un familiare, un parente dell'automobilista alla guida. Lo raggiungiamo per un attimo. Buonasera, lei conosce l'automobilista? Sì. Ecco, in che condizioni si trova l'automobilista? Adesso non so di sicuro, ma me l'hanno caricato in ambulanza, era sotto shock logicamente e i polsi, mi diceva che aveva un po' male i polsi per il volante. Quindi era cosciente sostanzialmente? Era cosciente, sì. E qual è la ricostruzione che avete fatto voi, insomma? Beh, guardando la dinamica della macchina vedo che l'impatto è stato sulla parte del guidatore della moto,
quindi non ha neanche fatto tempo a girare, lui doveva girare dentro di qua credo. Quindi la macchina era praticamente ferma, come ci dice? Era ferma, sì, perché guardando l'impatto dove l'ha preso, solo che allora il contachilometri è fermo a 120, credo che la moto ha frenato, quindi il minimo sarà stata a 150 all'ora e quindi abbiamo capito tutto, insomma. Grazie. Non difendo nessuno, però sinceramente. Chiaramente i rilievi sono in corso, Lina, grazie per la sua testimonianza. I rilievi sono in corso, però appunto la dinamica sembra abbastanza chiara. Rimaniamo un po' distanti, Simone, adesso è il momento chiaramente del trasporto, appunto della salma. Ecco, teniamo la telecamera da questa parte perché appunto sono in corso le operazioni. Vedi comunque anche la traiettoria segnata sull'asfalto, quindi insomma il quadro sembra abbastanza chiaro. Per il momento direi che è tutto, non ho ancora le generalità dell'uomo che vedete morto riverso a terra, e anche se le avessimo chiaramente non sarebbe appunto il caso di divulgarle, perché per l'appunto non è ancora questo il momento. Per il momento appunto, Lina, è tutto da via Bonisiolo qui a Zerman. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie di tutto a Cristian Arboit, davvero. Allora, noi andiamo avanti, adesso parliamo di carceri, perché oggi c'è stato l'affondo dell'onorevole Dem Rachele Scarpa, che da Montecitorio critica il DDL Nordio, sottolineando le pessime condizioni di detenzione dei minori nel carcere di Treviso, annunciando una nuova interrogazione, ma ancora nessuna risposta. Da 24 nelle prossime settimane i ragazzi trattenuti diventeranno 26, ma la capienza dell'istituto è solamente di 12 persone. Arriva dai banchi di Montecitorio l'affondo dell'onorevole Dem Rachele Scarpa al DDL Nordio, la cosiddetta riforma della giustizia in discussione a Roma, mettendo al centro le problematiche in cui versa il carcere minorile di Treviso, già oggetto di cronaca per le condizioni di detenzione dei minori all'interno dell'istituto e denunciate ai nostri microfoni anche da una guardia carceraria che ha voluto mantenere l'anonimato. I ragazzi si trovano a dormire in 4, in 5 o anche di più in stanze pensate per 2 o 3 persone, quindi con i materassi per terra. Le condizioni igieniche sono problematiche, visto che si lavano sopra la turca dove fanno i bisogni, e il sovraffollamento estremo rende ovviamente molto più difficili le attività rieducative. Non basta dunque la comunicazione dell'arrivo di 5 nuovi agenti annunciato dal sottosegretario alla giustizia Ostellari, il quale in un incontro a inizio anno a Treviso aveva annunciato la chiusura entro 2 anni del carcere minorile e il conseguente trasferimento a Rovigo. Presentata infatti una nuova interrogazione parlamentare dopo la visita di Scarpa e del senatore Martella. Il sovraffollamento carcerario, lo sappiamo, è un problema nazionale, ed è un problema nazionale che ha anche diretta conseguenza delle ultime scelte del governo. Le conseguenze vengono pagate a Treviso dai detenuti minori e dal personale penitenziario che si trova a lavorare in una situazione veramente difficile. A gennaio 2024 abbiamo avuto il numero più alto di detenuti minorenni che si è verificato negli ultimi 15 anni, e se confrontiamo i dati del 2021 con i dati del 2023 dal 7° rapporto di Antigone, possiamo notare come la crescita sia esponenziale. Può lo sport costituire un antidoto al bullismo giovanile e allo stalking a Treviso? La risposta l'abbiamo cercata alla polisportiva nata all'ombra del campanile di Santabona. Siamo intorno ai 50, partiamo dai 4 anni, arriviamo, se possiamo definirlo ragazzo, a un signore di 70 anni che continua a mettersi in gioco nella materassina con noi. E a vedere queste capriole, ma soprattutto questi corpo a corpo, farebbe pensare ad uno sport violento e non per tutti.
Mai valutazione risulta più errata quando si tocca con mano questa realtà all'ombra del campanile della chiesa trevigiana di Santa Bona. La nostra fortuna è il passaparola, perché a noi piace pensarci come ancora una società a gestione familiare. E in questo passaparola ci sono anche tanti giovani che chiedono aiuto. Mai avuto ragazzi o ragazze vittime di bullismo, gente che... Sì? Sì, io sono uno di quegli esempi, senti la mia area moscia, quindi ero molto preso in giro e qui ho trovato una famiglia che mi ha accolto. Giovani che chiedono aiuto e giovani che invece, come piante storte, hanno bisogno di essere raddrizzati. Ti è mai arrivato qualcuno, un bullo, uno che dice sì. Ti è arrivato anche il bullo? Sì, e Davide è uno di quelli che li gestisce. Di solito quando fanno un allenamento con lui entrano arrabbiati ed escono molto meno bulli. Del resto Davide De Marchi sa che la violenza sconsiderata va bloccata. Per questo la prima regola che si è imposto è quella del dialogo. Farli ragionare, ecco, che è la cosa migliore di tutte. E se non dovesse essere, per evitare il più possibile di tirare pugni, cazzotti e cose del genere, cercherei di mobilizzarli, ecco, per evitare di farli male. Durante questo sport bisogna seguire certi criteri, certe regole per non far male all'avversario. Regole di ingaggio e regole di vita che per certi versi è sempre una lotta. La lotta non è violenza? No, assolutamente no. C'è un sacco di allenamento dietro e tra l'altro ci aiutiamo a vicenda proprio per non farci male. Così un giovane impara non solo a non prevaricare gli altri, ma a capire i propri limiti per poi migliorarsi. Serve molta testa sicuramente, perché se non hai la testa non riesci ad alzare neanche 5 kg. Lo consiglieresti a chi la testa magari in Piazza Borsa non ce l'ha e gira in maniera diciamo sconsiderata? Bah, magari potrebbe aiutarlo sicuramente. Lotta dunque, come del resto ogni altro sport, è esempio di vita, che fa lanciare a questi atleti un chiaro appello ai bulli, ma anche alle loro famiglie. Persone che sono molto frustrate e secondo me la lotta è una buona soluzione per poter trovare uno sfogo e per trovare una disciplina che possa incanalare insomma queste frustrazioni. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. C'è stata l'ennesima vittima in montagna, la quarta in meno di una settimana. Un alpinista belga di 42 anni è morto stamattina precipitando dalla ferrata Lipella alla Tofana di Rozes nel comprensorio delle Dolomiti d'Ampezzo. L'uomo era impegnato nell'escursione con la compagna di nazionalità slovena, entrambi attrezzati, stavano salendo slegati quando lui è scivolato per una cinquantina di metri tra salti di roccia, fermandosi su una cengia. A dare l'allarme al 118 un soccorritore che stava salendo per caso la ferrata. Sul posto Falco 1 del SUEM 118 di Pieve di Cadore con l'equipe medica e un militare del soccorso alpino delle Fiamme Gialle. La vittima è stata recuperata e trasportata al rifugio di Bona per essere affidata al carro funebre. E la sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, si trova ricoverata in una struttura ospedaliera per un intervento chirurgico ortopedico che si è reso necessario per un banale incidente accaduto durante pochi giorni di vacanza che le ha causato la frattura a una gamba. La sindaca Fusaro sta bene ed è trattenuta all'ospedale per stabilizzare l'arto e accelerare i tempi di recupero. Tutti gli impegni amministrativi rimangono in carico al vice sindaco e agli assessori competenti, fa sapere il portavoce del comune. Alla sindaca Fusaro anche da parte nostra gli auguri di guarigione naturalmente e di un pronto recupero. Massimo Ferigutti ha lasciato l'incarico di presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Per il sindaco De Pellegrino un fulmine a ciel sereno. Un po' stupisce, però come dicevo voglio approfondire e parlare direttamente con lui. L'unica nota che non mi piace è che qualcuno sia già contento che le cose a modo loro di vedere vadano male. Io credo che non stiano andando male, anzi stanno andando benissimo. Massimo Ferigutti ha lasciato l'incarico di presidente della Fondazione Teatri delle Dolomiti. Motivi personali l'avrebbero costretto a presentare al sindaco le sue dimissioni, all'apparenza irrevocabili. Sorpresa? Terremoto? Secondo voci di corridoio, peraltro note sin dal momento della nomina poco più di un anno fa, clima e rapporti personali con Palazzo Rosso non erano tutti rose e fiori. Già lo scorso settembre c'era stato un susseguirsi di mormori sulle presunte dimissioni di Ferigutti, di cui è sempre stata nota la richiesta di un compenso per il ruolo di direttore artistico della Fondazione, pur se lo statuto non contempla elargizioni ai componenti del Consiglio di gestione. Se il refrain è rimasto lo stesso, c'è da scommettere
ammetterci che neppure il colloquio che il sindaco De Pellegrin intende fare vis-à-vis con Ferigutti andrà a buon fine. Un capitolo chiuso? Niente è un capitolo chiuso, quando c'è dialogo, quando c'è voglia di portare a termine progetti e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Dopo l'incontro con il presidente dimissionario, il sindaco sarà tenuto a condividere le sue riflessioni con la giunta, poi si vedrà. Tensioni c'erano anche con i 3 soggetti residenti, Circolo Cultura e Stampa, Slow Machine e Tibe Teatro, soprattutto per le risorse destinate dalla Fondazione alle rispettive stagioni teatrali. Lo scorso anno, in polemica, Slow Machine aveva ringraziato cancellando i suoi progetti. Oggi la richiesta è quella di rivedere lo statuto della Fondazione con un presidente di nomina pubblica e un direttore artistico esterno scelto attraverso un bando, che a questo punto potrebbe proprio essere Massimo Ferigutti. È scattato il conto alla rovescia, il secondo Belluno Pride è ormai alle porte. Sabato prossimo alle 14:30 il via al corteo che attraverserà il centro città, arriverà in Piazza dei Martiri, madrina dell'evento Vladimir Luxuria. Un'occasione di lotta per i diritti e di rivendicazione della libertà, ma anche un momento per stare insieme e celebrare la vivacità, la delicatezza delle tante identità delle comunità LGBTQIA+. Il Belluno Pride tenta di bissare, magari superare lo straordinario spettacolo offerto per la prima volta nel 2023 e quest'anno con tante novità. Noi siamo molto entusiasti, sono mesi che stiamo lavorando su questo Pride per portare comunque in piazza tutte quelle che sono le problematiche che vengono sollevate dalla popolazione, e stiamo lavorando per avere una nazione migliore. Madrina dell'evento Vladimir Luxuria, che accompagnerà il Pride lungo il percorso che si snoderà dalle 15:30, ritrovo alle 14:30 nel piazzale della stazione, passando da Viale Volontari della Libertà, Viale Fantuzzi, vie Segato, Loreto e Matteotti, Piazza dei Martiri, Piazza Castello, Piazza Duomo. In Piazza dei Martiri dalle 17:30 circa sul palco si alterneranno ospiti e spettacoli. Un grandissimo lavoro organizzativo è stato fatto per l'accessibilità. Quest'anno abbiamo aggiunto questa possibilità, abbiamo messo una mappatura di tutta la cartina di Belluno, dove passeremo con il corteo, per dare la possibilità alle persone comunque disabili o con problematiche della deambulazione neurodivergenti per poter fare il corteo insieme a noi. Abbiamo dei volontari che possono spingere le carrozzine, entro sabato ci si può prenotare la navetta per avere un passaggio con la carrozzina o con i deambulatori. Bagni pubblici accessibili lungo il percorso, una zona bianca nella parte finale del corteo, un'area tranquilla in piazza Angelina Zampieri per tutte le persone con necessità di riposarsi. In piazza saranno presenti le famiglie Arcobaleno con le associazioni Agedo, Daphne, Rete Studenti Medi, Non Una di Meno, Giù le Mani dalla Sanità Bellunese, Mediterranea Rescue e ADL Cobas. Per la prima volta aderisce al Pride l'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto. Per non cadere nelle polemiche che lo scorso anno avevano anticipato il Pride, quest'anno gli organizzatori non hanno chiesto patrocini né adesioni. Noi puntiamo sempre all'uguaglianza e alla parità dei matrimoni, comunque all'omogenitorialità che venga tutelata, ai percorsi per persone transgender un po' più agevoli. Insomma, c'è tanto di cui discuteremo sabato, perché quello che vogliamo ricordare è che comunque è un giorno di festa, ma comunque è una manifestazione politica dove noi portiamo in piazza quello che vorremmo per il futuro del nostro paese. 6 anni dopo la tempesta Vaia riaprono i serrai di Sottoguda, il lungo canyon di 2 chilometri circa devastato dalla furia del vento e dell'acqua. Un intervento da 11 milioni di euro portato avanti dalla Regione e attuato da Veneto Acque. L'inaugurazione dell'attesa riapertura del sito si svolgerà il prossimo 29 di luglio e successivamente i serrai saranno aperti per le visite fino a settembre. L'opera è stata realizzata da un gruppo di 7 imprese bellunesi. Un regalo speciale invece abbellisce da oggi la facciata della caserma dei Carabinieri di Belluno e costituisce un prezioso ricordo e un legame forte con il territorio. Si tratta di una grande fiamma, eccola qua, di oltre 3 metri di dimensioni, realizzata dai Carabinieri forestali proprio con il legno recuperato da Vaia. L'opera è stata scolpita da Stefano Lezzi, che ha lavorato con passione per diversi giorni. Stamani la consegna e la posa della fiamma con una cerimonia a cui hanno partecipato il comandante provinciale Pigozzo e la comandante dei Carabinieri forestali Tropea. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.